Una Padova blindata si prepara ad accogliere il Presidente della Repubblica il 19 maggio. Una Padova blindata ma anche molto affezionata a Sergio Mattarella, che si può dire sia ormai di casa nella città del Santo. 4 visite dal 2016 e ora per festeggiare gli 800 anni dell'università. Ci sarà un corteo di 50 rettori di atenei italiani e internazionali come avvenne 100 anni fa, per rendere omaggio all'università in cui insegnò tra gli altri Galileo Galilei. L'idea è di ripercorrere quello che è stato le celebrazioni del 1922, quindi di 100 anni fa. E quindi questo corteo che partirà giovedì alle 9:45 da Palazzo della Ragione, formato da 80 professori, tra cui più di 50 rettori appunto di università italiane ed estere, più la governance dell'Ateneo con la rettrice. E dopo il corteo una cerimonia suggestiva nell'Aula Magna, che dal 1500 al 1800 divenne sede e aula di lezione della facoltà di giurisprudenza. Qualche minuto prima il presidente Mattarella saluterà la rettrice Daniela Mapelli nel suo studio, poi attraverserà la sala della Basilica, quindi entrerà in Aula Magna. Direi che è un palcoscenico adeguato anche alle personalità che avremo, perché non ci sarà il Presidente della Repubblica, ma ci sarà anche la Presidente del Parlamento europeo, la Metsola, ci sarà la Casellati che è la Presidente del Senato, la Ministra dell'Università, quindi un parterre di autorità veramente unico per l'Università di Padova e anche per la città tutta. Ovviamente la visita vede in parallelo tutto un capitolo organizzativo dedicato alla sicurezza di Sergio Mattarella e degli altri ospiti, dal Presidente del Senato Casellati al Ministro dell'Università Messa, dalla Presidente del Parlamento Europeo Metsola alla Presidente del Consiglio degli Studenti Ruzzon. Insieme alla rettrice Mapelli, tra l'altro, fanno un totale di 5 donne che si alterneranno dal palco che fu di Galilei. Intanto la prefettura coordina tutto l'apparato della sicurezza, anche se siamo certi che per Mattarella ci sarà solo tanto affetto da parte dei padovani.